La notizia del richiedente asilo malato di tubercolosi fuggito dall'ex hotel Virginia a Sandrigo, oggi struttura d'accoglienza per migranti, sta facendo discutere anche nel Bassanese. Inaccettabile per molti è la facilità con cui i profughi riescano a fuggire senza lasciare alcuna traccia e ancor più intollerabile l'assenza di controlli precisi sul loro stato di salute. La preoccupazione è che episodi simili possano accadere anche a Rossano Veneto, dove è in arrivo un cospicuo numero di richiedenti asilo. Cioè lei è preoccupata da questi arrivi? Ma certo, certamente sono preoccupata. Secondo lei i sindaci cosa dovrebbero fare? Come fa Salvini? Io sono con Salvini al 100%. Sì, sarei un po' preoccupata perché non si sa se siano vaccinati o meno, quindi da dove vengono può darsi che portino malattie. Quindi tu dici controlli un po' più adeguati. Controlli più adeguati, sì. Essere più fiscali. Alla base dovrebbero esserci controlli perché sei riuscito a scappare, presumo che non ci fosse nessuno che lo stesse guardando, controllando, poi presumo anche che non avessi documenti per cui deve essere ancora di più controllato. No, non è razzismo, è tutelare il paese, tutelare le persone, non è razzismo, cioè nel senso non è che si sta dicendo non entrate, statevene a casa vostra. Se volete entrare, entrate, però con delle regole, ci sono regole da rispettare, ognuno, cioè qui ci sono regole e vanno rispettate. Siete preoccupati dal punto di vista sanitario? Sì, io sì, perché tutti quelli che vengono qua cosa ci portano? Non di bene, solo di male. Quindi cosa bisogna fare? Esaminarli Prima di sbarche. Ci obbligano i nostri figli a vaccinarsi e questi li fanno entrare malati senza nessun controllo. Quindi anche più controlli ci vogliono. Una volta che sono dentro. No, Più controlli. Alle frontiere soprattutto i controlli, non devono entrare. Assolutamente non farli neanche entrare, assolutamente niente. Li rimandiamo indietro da dove sono arrivati, perché tanto sono profughi, sono clandestini e continuano a venire nel nostro territorio senza documenti, senza niente. Cosa li tiriamo a fare qua? Cosa li tiriamo a fare? Li mandiamo indietro. Ha ragione Salvini.